sentiate perché il massimo del volume è questo. Come vedete si era pensato di metterci un'amplificazione, però c'è qualche problema, per cui torneremo al 6-700, all'epoca in cui l'amplificazione non c'era, per cui chi vuole sentire o si avvicina un po' o immagina, che so io. Il lavoro che faremo oggi è diviso in due parti. La prima parte saremo noi a fare spettacolo, cioè riproporremo musiche e danze della prima metà del 600, e nella seconda parte, se vorrete, se sarà possibile e gradito, faremo un po' di balli insieme, cioè chi di voi vorrà imparare alcune danze antiche saremo lieti di farlo. Sono cose molto semplici e molto facili e molto divertenti anche. I nobili in quest'epoca non andavano a scuola di ballo, si ballava subito. Abbiamo cominciato con una antica moresca che deve il suo nome al fatto che i danzatori la ballavano con le spade prima di iniziare i combattimenti contro i Mori, per questo deve il suo nome. L'origine è medievale, la versione che noi vi abbiamo presentato però è tratta da un libro del 1645. Ora le due forme di danza più importanti di quest'epoca sono la pavana e la gagliarda. La pavana deve il suo nome al fatto che i danzatori debbono imitare il pavone, cioè si devono pavoneggiare, cioè mostrare, far vedere la loro bellezza, la loro eleganza, il loro portamento. La gagliarda invece devono dimostrare quanto sono bravi. La pavana è talmente importante che ha addirittura delle leggi dei ducati del tempo che prescrivono minuziosamente come deve essere ballata, addirittura quali gioielli e quali abiti si potevano mettere. Ascoltare una versione un pochettino più antica, è del 1530. L'autore è Pey Rattagnan, musicista e compositore francese, Gambino.
C'è uno strumento diabolico in quest'epoca, è la zamponia, così chiamata perché è costruita con la pelle di un animale ritenuto demoniaco, il caprone. La zamponia è costruita con la pelle di caprone, che infatti in quest'epoca il diavolo lo dipingono con le zampe di capra. In questa sacca del demonio ci sono 3 danze che noi vi eseguiremo solo strumentali del primo Seicento.
farvi, se ci riusciamo, perché l'ambiente, però ci proviamo, farvi ascoltare una delle forme musicali cantante più importante di quest'epoca, che è la frottola. L'abbiamo trovata in un manoscritto che si trova conservato presso la biblioteca, una biblioteca di Parigi, ma è un manoscritto italiano di frottole. Il testo dice, è una canzone d'amore: l'amor dona che io te porto, volentieri vorria scoprire, è il mio affanno vorria dire, che per te pena sopporto.
Jumping again. Grande Chevaux che dopo balliamo. Quando mai vi ricapita di fare delle danze antiche? Su, un applauso! Anche lei. Tiziano, vieni, anche lei, venite. A ballare. Lei segue l'andazzo. Senti le corna chi le ha naturalmente. Sempre più difficile. Sono tutte immagini originali. Prendi dove si entra, sempre che tiri in mezzo. Quando siamo passati noi le abbassate ci seguite. Un applauso che siamo bravissimi.
Cavaliere, dama, cavaliere, c'è le braghe? Cavaliere, dama, cavaliere, dama, cavaliere. Manca una persona. Allora facciamo questo. Allora, la mano. Per ballare la danza cinquentardo, cinquecentesca, seicentesca bisogna saper contare fino a 8, fino qui. Allora, e bisogna saper fare il passo doppio, che è un pochettino più difficile ma non impossibile, perché allargo, chiudo, a sinistra e torno a casa, 5, 6, 7, 8. Proviamo? Ritmi eleganti, allargo, chiudo a sinistra, 5, 6, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se volete un po' più grandi e un po' più piccoli. Tutta la prima parte è fatta così. Ve la canticchio intanto che la proviamo. 5, 6, 7, 8, para, pa, para, pa, pa, 5, 6, 7, 8, para, pa, pa, para, pa, pa, para, ra, 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 para, pa, pa, para, para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, para, para. Adesso i cavalieri o chi deve fare i cavalieri deve imitare il cavallo, si chiama plan de chevaux per questo. Devi immaginare di essere un cavaliere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È facilissimo, guardate me. Destro avanti e chiudo col sinistro e sono già fino a 4. Proviamo? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sono rifatto col sinistro, riparto con quello e torno a casa da quella parte. 5. Tutto il giro fai, proviamo tutto di seguito. 5, 6, 7, 8. Da quella parte dove hai fatto le seguito. Le dame invece fanno le puledrine e fanno 1, 2, passo avanti, riverenza, corso le gambe. Proviamo. Le dame. Bisognerebbe sollevarsi un po' le sottane, ma voi che vi sollevate non ce le avete. Proviamo? 5, 6, 7, 8. Destro avanti, sulla destra, accorcio le gambe. Ho fatto questa si chiama riverenza. 5, 7, 8. Proviamo ancora? Tutto di seguito adesso, 5, 6 cavalieri, dame, via. Tiri. Questa imitazione la fanno prima i cavalieri, poi le dame. Ancora i cavalieri, ancora le dame, poi sempre. Proviamo? Cavalieri, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le dame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cavalieri ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora le dame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mani e subito si riparte, dopo 8 c'è 1, 2, 3, 4, 5, ok? Venite davanti voi che ci sentiamo meglio. Dritti, eleganti, quella si guida il cavallo, si mangia, si fa le cose, eccetera. La sinistra invece è la parte debole, i colori dei vestiti sono diversi in questi episodi per questa ragione.
per sottolineare le due parti. Quindi io quando parto mi sostengo col piede forte e mi diverto col piede debole. Via! Fate finta di divertirvi. 5, 6, 7, 8. Bene. Solo le ballerine, quelle... Mano, grazie per vorrei fare una cosa facile, semplice e divertente, perché è proprio settecentesca. Si chiama Federpickel, io la faccio anche con i bambini a scuola e loro dicono che è il ballo della fontana. Bisogna mettersi, è una contraddanza, quindi i cavalieri da una parte e le dame dall'altra. Facciamo che il fronte sia di là, quindi ci mettiamo tutti i cavalieri in fila di qua, o qui stavo facendo il cavaliere, va bene? Tutte le dame di fronte. Mettiti tu per prima che sia una ballerina. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Perfetto. Allora, la mano, cominciano i cavalieri che fanno il saluto, che è molto semplice. 1, 2, 3, inchino, 5, 6, 7, dandosi la mano perché così andiamo dritti. 5, 6, 7 e via. 1, 2, 3, inchino, 5, 6, 7. Non è 1, 2, 3, 4, 5, eh? E 4, ripetiamo, 5, 6, 7 e via. 1, 2, 3, inchino, 5. Avete parlato anche voi? Niente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutti a questo punto, ovunque siano, si girano verso l'esterno. I primi due che hanno dato diventano 1, 2, 3, 6, 7, 8, tutte e due le mani. E il ballo di solo che adesso i gambi sono siete più. Proviamo. 5, 6, 7, via, cavalieri. 2, 3, inchino, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pensa, 5, 6, fontane, via. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 mani. 3, 7, 8. E ciao. Vai. Andiamo tutto da capo con la musica. Se andate un po' pensati, là riusciamo a evitare. Pronti? La mano? Bel sorriso? Oh, voi fateci un po' di coraggio. Non ci vogliamo, se oppure può venire in mezzo. Pronti? E
femmina devo un po', Sì. Le femmine un po' più grosse, le femmine mani bianchi e un attimino, ecco. Grazie, grazie.